Buonasera e ben ritrovati amici di Terzo Tempo. Gli argomenti del giorno, direi l'argomento del giorno UFM LME, la vittoria del Monfalcone e lo scatto decisivo. Parleremo di questa importante partita decisa da Lucheo, ma non solo, parleremo anche di Serie D, delle promozioni, in particolare quella del Casarsa, e poi le nostre rubriche con le nomination, i protagonisti dell'ultimo turno, pronti allora a rivivere questa importante giornata. Riassunto e partiamo. Sigla. L'UFM vince lo scontro diretto, allunga sull'LME, va più 4. Lucheo! Ciro Lucheo! Mette dentro l'1-0! L'esultanza che probabilmente vale una stagione. Io ho la sensazione che lui per primo si sia reso conto di essere veramente ad un passo dell'impresa. Penso che sia stata un'esultanza liberatoria. Ora ritrovarci col Boito strapieno è la soddisfazione più grande. E il Pordenone dietro non sbaglia, Chiarbola vince 1-0 con il gol di Zorzetto. Vado in promozione perché vi devo raccontare la matematica promozione del Casarsa. La dedica la faccio a tutti quei volontari che lavorano ogni giorno all'interno della SAS Casarsa. Il Teor con 73 punti è matematicamente la vincitrice. La festa del Colloredo di Monte Albano torna in seconda categoria. Andiamo in prima categoria. Vince 2-1 l'Ancona Lumignacco. Le partite che ci attendevano tra Risanese, Urmio e Gemonese, sulla carta per me era la più difficile. Cioè hanno proprio fatto capire che volevano vincere per vincere il campionato. Futuro ambizioso sempre con Mister Favero. Vediamo. Forse era giusto che lo dicessi io. Prendiamo delle strade diverse. Qual è il risultato di giornata in eccellenza? Penso che tutti diranno UFM, no? Quello è il risultato dell'annata. E allora parliamo di questo risultato dell'annata. Buonasera, ben ritrovati, lo facciamo con Denis Godeas che su quel campo ha vinto 11 anni fa e adesso il Monfalcone è di nuovo ad un passo dalla Serie B. Buonasera a tutti, sì, decisamente. Dobbiamo parlarne, c'è una chicca per te stasera, vedrai. Ne parliamo con mister Ermanno Tomei. Ciao mister. Ciao. Mister Stefano De Agostini. Ciao Massimo, buonasera. E Simone Fornasieri. Buonasera a tutti. Pronti, dobbiamo parlare di questa partita, rivivere tutte le emozioni. Il tema stasera, ragazzi, il tema di Tomei, il tema è questo stasera. Quindi stacchetto, perché lo stacchetto del tema di Tomei non possiamo perdercelo perché ci piace troppo, e partiamo. Mister, è questo il tema, no? Sì Massimo, perché sono rimasto veramente entusiasta di quello che ho visto domenica al Boito. Voglio fare complimenti alle due società, voglio fare complimenti ai due allenatori che hanno portato quasi a fine campionato a giocarsi una partita di questo genere qui davanti a un pubblico straripante, un Boito mai visto così pieno, onestamente. Non sono stato tantissime volte, ma onestamente non l'ho mai visto così pieno. E quindi voglio fare complimenti, ripeto, alle due società, ai presidenti, agli allenatori che hanno dato vita a uno spettacolo del genere, che è uno sport bellissimo per tutto il nostro movimento calcistico. Ecco qua le immagini di un Boito pieno, le emozioni dei tifosi del Monfalcone, insomma le aspettative dell'LME, ma poi tanti appassionati e addetti ai lavori.
Insomma, una giornata davvero indimenticabile. Parleremo anche dell'atmosfera, ma adesso dobbiamo concentrarci su questa UFM capolista che stacca di 4 punti l'LME. In telecronaca per noi c'era Francesco Vitturi che ci riassume con questa analisi la sfida. Entriamo nel lato tecnico di UFM LME. Vediamo. Finito lo scontro di domenica, appaiono chiare le due facce della medaglia. Da un lato, i padroni di casa che con un +4 in classifica, a 270 minuti dalla fine, danno un chiaro valore numerico e di morale. In 2 partite possono portarsi a casa l'eccellenza. Dall'altra parte gli ospiti, che devono leccarsi le ferite e rialzarsi, sapendo che il discorso non è ancora chiuso matematicamente, dovendo sperare però in almeno 2 passi falsi della prima in classifica. Una partita, quella tra UFM e l'ME, che ha raccontato questioni importanti sul livello del campionato negli oltre 90 minuti giocati. Intensità e qualità non sono mancate, come non sono mancati neanche alcuni errori, come è normale che sia, ma solo la squadra di Monfalcone è stata abbastanza cinica e caparbia per trasformare l'occasione concessa dagli avversari. Risuona ancora il palo di Bolgan sull'errore di Acampora nel retropassaggio. 2 protagonisti insieme ad altri di questa partita. Proprio Acampora nel primo tempo aveva fatto un salvataggio di testa sulla linea che bisogna sottolineare come fosse un gol. Top dell'UFM sicuramente Lucheo, e non solo per il gol, anche se forse basterebbe quello. I flop sono più difficili da trovare. Uno potrebbe essere Aldrigo, che si fa ipnotizzare dal dischetto nonostante abbia messo la solita classe ed eleganza in campo per tutta la partita. Nei flop di giornata per l'LME si possono segnare i nomi di Tosolini e Capellari. Il primo perché regala un pallone pericoloso sui piedi di Lucheo, ed il secondo per aver commesso il fallo da rigore. Poi salvato da Peressini, che invece entra anche solo per questo nei top dell'LME, assieme a De Anna, che ha mostrato con incursioni e piazzati di provare costantemente a rendere pericolosi i suoi. Le tracce di questa partita le sentono entrambe le squadre e non resta che aspettare e capire se questo è stato davvero il colpo da KO per l'eccellenza. Ditemelo voi, Fornasiere, colpo del KO, campionato deciso? Deciso no, però è molto vicino ad essere un colpo del KO. Diciamo che se spesso nella box i match finiscono ai punti, l'UFM è vicino al knockout rispetto alle altre, però non è finito perché mancano 3 partite, ci sono 9 punti in palio. È chiaro che l'UFM domenica ha già il primo match point e quindi avrebbe firmato per essere lì qualsiasi squadra, però KO ancora no, però ripeto è molto molto vicino, sta caricando il destro per il colpo del KO. Dennis? Sì, è chiaro che se vinci uno scontro diretto così, insomma, ti metti insomma, comunque i pronostici tutti a favore. È chiaro che però c'hanno anche la partita a Pordenone che secondo me, se arrivano ancora in corsa, sarà una bella partita da andare a vedere. Allora l'ostacolo soprattutto... Ma lei è domenica secondo me. È domenica, è per forza o no? Poi arriva il Tolmezzo in casa al Boito e poi c'è il Pordenone al Bottecchia. Però insomma se vinci uno scontro diretto e vai a +4, secondo me ha tutta la sensazione di essere un colpo da KO, però questo... Dea. Sì, io ribadisco sempre che è un risultato importantissimo, però sai, c'è sempre l'aspetto psicologico, bisogna sempre vedere, perché adesso sei veramente vicino e quindi bisogna capire se sei pronto in queste partite. Hai dubbi che... Io non lo so, io ti ripeto, sembra poco, sembra vicino, ma più ti avvicini più è difficile prendere, quindi per adesso no solo complimenti, clamoroso. L'UFM non è così scontato. Sono d'accordo. Forse perché nell'ultimo periodo abbiamo visto per tutti, no? Alti, anche ogni tanto un basso, e quindi magari è un campionato che ti fa restare in bilico fino alla fine. Scusa, poi Massimo, abbiamo credo davanti agli occhi tutti, tu Dea in prima persona, l'altro anno San Luigi a un certo punto non lo vinceva mai, l'ha vinto all'ultima domenica giocando in casa col Maniago Vajont, quindi quando ti avvicini, sono d'accordo con Stefano, quando ti avvicini poi inizia un po' a tremare le ginocchia forse. E per no? Mister Tomei questo che è un colpo da KO o aspettiamo come dicono tutti? Potrebbe anche essere la spallata decisiva, no? Secondo me. Potrebbe, usiamo il condizionale perché sia l'LME sia Monfalcone nelle ultime partite hanno dimostrato di poter perdere e vincere con chiunque. Non più tardi di 2 domeniche fa l'UFM ha perso a Fagagna 3-2, quindi io sono d'accordo con Simone e con Stefano che non c'è nulla di scontato ancora, anche se ripeto la partita di ieri è stata
quella partita di domenica, scusa, è stata abbastanza determinante nel risultato. Ecco, veniamo questa partita, al di là del campionato deciso o meno, perché l'UFM intanto ha vinto e credo che sia stata una dimostrazione clamorosa, passando proprio da quella sconfitta di Fagagna. Tu hai visto anche quella. Sì, cos'è cambiato secondo te? Il caso mi ha portato a vedere prima Fagagna UFM. Ti dico, al di là del risultato, ho visto un UFM un po' più slegato rispetto al solito e mi aspettavo una partita diversa domenica. Invece, come ha fatto sempre tutto l'anno, quando conta, fa partite eccezionali, grande gruppo e sono stati veramente, se la stanno meritando tutta, perché io lo dico dall'inizio, non sono i più forti forse a livello qualitativo, ma come gruppo sono non eccezionali, più di eccezionali, perché stanno strafacendo, cioè sono al di là, secondo me, sono al di sopra di quello che sono le loro possibilità, sono stati bravissimi sia i ragazzi che vanno in campo, sia il mister e chi ha costruito anche questo gruppo che ha fatto un lavoro eccezionale. Ma dove ha vinto questa partita l'UFM? Abbiamo toccato alcuni nomi, poi vedremo anche questo gioco dei top e flop, ma andando nel dettaglio. Forse negli episodi innanzitutto, perché pur sbagliando rigore, ma il palo di Bolgan è un episodio e quindi... Il gol salvato sulla linea. Il gol salvato sulla linea, quindi gli episodi sono stati da una parte e dall'altra la vinta degli episodi. Allora facciamo così, l'ha meritata? Per me sì. Sì? Perché allora... Per me, per gli episodi ci poteva stare qualsiasi risultato, però il Monfalcone è stato Monfalcone, per me l'LME non è stato l'LME. E ci arriveremo all'LME, dobbiamo parlare di queste ultime giornate. L'ha meritata? Per me sì, parlavo con Stefano prima della trasmissione, il Monfalcone la gara l'ha giocata come sa giocarla, mentre l'LME non è stato il solito LME che siamo abituati a vedere. Una squadra che produce, che attacca e fa gol, ha fatto un po' il compitino secondo me. Dennis? Sono d'accordo con il mister, perché effettivamente, proprio perché avevo visto la partita a Fagagna, mi aspettavo che l'LME, soprattutto per l'importanza della gara, facesse, anche perché per la qualità che ha in campo, facesse uno step in più e facesse vedere la sua forza come all'andata, nonostante il pareggio aveva fatto vedere. Invece in questo caso qua, onestamente, l'UFM se l'è meritata, perché ha fatto una prestazione importante e poi negli episodi è stato più bravo, semplicemente. Ma scusa, adesso non ce ne vogliono Monfalcone o non me ne vogliano. Questo è quello che pensavamo tutti. Ecco, siamo arrivati allo scontro diretto, adesso l'LME, che è la più forte, va a vincerla, tutta si prende il primo posto, a parte Moroso, no? A parte Moroso. E invece l'UFM, no, clamoroso, giù il cappello, cioè... Se arrivano terzi, giù il cappello uguale. Ti dirò che il primo tempo ha giocato molto, cioè ha fatto una partita, soprattutto dalla parte destra, tra Di Giust e Falletti, hanno fatto una partita clamorosa, senza parlare del centravanti che è stata una cosa clamorosa secondo me, ma ha giocato meglio, ha interpretata meglio, ha avuto più qualità, anche il Monfalcone, il primo tempo è stato migliore, poco da fare. A Campora è l'uomo delle ultime due partite degli episodi, a Fagagna fa gol, autogol, qui causa il palo, salva sulla linea. A Campora... Totò si può dire, io ce l'ho avuto come compagno d'attacco, adesso vederlo che fa le diagonali, fa il terzino, praticamente è bravissimo. E se non faceva quell'errore lì... È bellissima. Facciamo vedere un po' di immagini. L'immagine, ecco quelle. Guarda come si mette già le mani nei capelli a Campora, perché capisce o salto cielo o mandato uno in porta qua. Sì, ha mandato in porta Bolgan, qua gira sicuramente la partita, no? Lì se fai gol, secondo me la partita si apre. Perché all'inizio secondo tempo c'è il palo, poi arriva al decimo il gol di Lucheo. A fine puntata vi proponiamo una sintesi un po' più ampia, insomma, ve l'abbiamo riassunta bene per chi vuole, se la rivede negli episodi proprio chiave. Anche il rigore lo fa Cappellari, che è uno che insomma ha sempre giocato in categoria sopra, cioè un rigore... È stato bravo Bertoli a passargli davanti. È stato molto bravo Berto, ha fatto una gran giocata. L'attaccante Dennis è un maestro, credo ci possa spiegare di attaccanti. L'attaccante che si ferma e si fa battere sempre... Di solito lì se rallenti e lui è un che po'... rallenta, sì. No, ma un altro nome, anche Bertoli, è stato preso per dare una mano, sta facendo assolutamente il suo compito. Perché Bertoli magari per fare la prima firma forse no, ma per essere una firma importante in un gruppo lo è. Sta facendo benissimo, sta facendo meglio a Monfalcone per vincere che all'inizio Codroipo lui, assolutamente sì, ma se parliamo dei giocatori dell'LME, Bertoli è un giocatore che insomma questa categoria la fa
a occhi chiusi, ha esordito in B, sì, col Pordenone in B forse, no? Sì, sicuro, forse anche in B. Sì, però te lo ricordi inizio hanno Bertoli rispetto ad adesso, noi parlavamo nel controllo. È vero, però l'anno scorso aveva fatto un buon campionato. Aveva fatto benissimo. No? Zanutti, sentiamo cosa ha detto di questa importante vittoria. Vediamo. Il risultato del campo è stato straordinario, ma è la 30ª giornata che siamo in testa su 31, quindi penso che qualunque dubbio, qualunque cosa che ci poteva essere, perché ne ho sentite quest'anno di tutti i colori. Oggi, se non sbaglio, con oggi sono 63 punti, il San Luigi l'anno scorso ha fatto 63, ha vinto. No, e quindi mancano 3 partite. Questa squadra è straordinaria. Abbiamo dimostrato nel nostro modo di essere, nel modo di stare, che se una squadra su 31 giornate 30 le fa in testa, ha fatto una cosa straordinaria. In qualche modo ha ragione. In qualunque situazione ha fatto un qualcosa di straordinario. Poi da qua alla fine, se ne sarà un'altra più brava, come ho detto tante volte, gli faremo i complimenti, ma se lo spirito è questo, non dico altro. No, perché i dubbi su Monfalcone li abbiamo messi, no? Sul primato? Chi non li aveva messi? C'è qualcuno che alza la mano? Diciamo che siamo stati un po' sorpresi da questo comando così a lungo, no? È il classico caso in cui l'allenatore fa la differenza, secondo me, perché la squadra non era certamente una squadra da primissimi posti, nessuno avrebbe pronosticato all'inizio un Monfalcone al vertice per 30 partite, quindi secondo me Zanutti sta dimostrando che la differenza la sta facendo lui in questo momento. Sì, allora, però questo tema che la squadra non è da primissimi posti, però non dimentichiamo alcune cose. Non dimentichiamo che Sorcio è il miglior portiere della categoria. Non dimentichiamo che Pratolino è il miglior difensore, penso lo sia ancora, no? Della categoria. Non dimentichiamo che Aldrigo, che non è stato bene all'inizio anno, poi si è ripreso, comunque un giocatore di assoluta qualità. Lucheo non è l'ultimo arrivato, a Campora una storia ed è cambiato, cioè non facciamo passare che l'UFM sia una squadra di basso livello. Non è l'Ester di Ranieri che si pensava fosse la candidata a retrocedere e ha vinto lo scudetto, però non neanche aveva... che fosse così tanto dominante, perché alla fine ha dominato queste eccellenze. Non aveva tutta la rosa, forse. Non aveva tutti sti favori del pronostico. Dai, no, i favori del pronostico no, certo, però poi andando ad analizzare ci sono dei nomi importanti che hanno dimostrato quanto sono importanti, però è vero, nessuno se l'aspettava là davanti, anche perché c'era un campionato, quello dell'anno scorso, dove era stata un po' anonima l'UFM, ma adesso... Io ripeto, io credo che in questo caso qui sì, ci sono giocatori di categoria e giocatori bravi, però per fare quello che sta facendo fino adesso Monfalcone, secondo me la differenza, ripeto, l'ha fatta l'allenatore. La differenza l'ha fatta l'allenatore, parleremo di Zanutti, ma mi spiegate allora cos'è successo in questo campionato? Perché sempre al comando, una sola domenica non è stata al comando, l'UFM una sola domenica in concomitanza col Tamai, c'è questo dato... Prima diciamo che il campionato non è deciso, ma Bomber, questo è un verdetto, sempre al comando. Quando c'hai 3 partite, insomma 4 punti in vantaggio, onestamente, diciamo che c'hai la palla tu, devi calciare il rigore, devi solo far gol. Quindi, ma soprattutto avrai acquisito, favoriti. Denis, avrai acquisito certezze. Perché sì, ma ormai la cosa sempre che mi ha stupito di più è il fatto che è vero che il mister secondo me è bravo e fa le cose fatte bene, però un grande merito devo anche a chi ha costruito questo gruppo, mister compreso, perché probabilmente hanno preso i giocatori giusti nel contesto giusto e messi in quel contesto, secondo me stanno rendendo tutti forse uno steppettino sopra il loro livello. Ma scusa, che ha preso certezze, te lo dice anche Zanutti nell'intervista, Siamo stati 31 giornate, 30 in testa, 63 punti come li ha fatti il San Luigi l'altro anno. Non so cosa succederà in queste 3 domeniche, è chiaro che lui ti dice spero di chiudere a 72, ma gli basta chiudere a 70 per aver vinto. E quindi è chiaro che le certezze, te lo dice lui stesso, che le hanno prese e non potrebbe essere altrimenti. Le hanno prese, però secondo me quella vittoria lì un po' sorprende anche Zanutti, cioè, ovvero nel senso sorprende il fatto che fino alla fine questo gruppo gli ha dato così tanto, cioè l'ha portato a vincere anche lo scontro diretto. Secondo me
si aspettava un grande campionato, questo sono sicuro, ma che arrivasse fino lì, forse un po' sorpreso, credo possa esserlo anche lui, non lo so. Che sensazione avete voi? Mi sembrava quasi emozionato a fine partita, quindi insomma, io ci ho parlato quando siamo incrociati. Che ha fatto qualcosa veramente definitivamente che va oltre. Sempre no? per quello che ho visto praticamente tutte le squadre, escluso forse il Chions dal vivo, e ti dico che onestamente, se vai a vedere, io ho sempre la sensazione che il Monfalcone veramente possa perdere se non è coeso, compatto con tutte, però è anche vero che se sta così può battere chiunque, perché è un gruppo, vi dico, straordinario. I ragazzi li conosco bene veramente tutti e ti dico che sono un gruppo eccezionale. Io per quello ti dico che un merito fa sicuramente il mister, che è bravo, ce l'ho avuto, quindi posso dire che so che lavora bene, però anche chi ha costruito con il mister questa squadra ha fatto veramente un lavoro eccezionale. Ad inizio stagione, quando aveva cominciato a scattare l'UFM, noi avevamo creato una grafica dove dicevamo quali erano i segreti di questa squadra, no? Tra cui aver preso alla lettera il modulo di Zanutti, lavorato costantemente su quel modulo, il sacrificio di alcuni giocatori come a Campora, no? Quindi la differenza, l'ha fatta l'allenatore, è proprio questa coesione. Dea, però cos'altro ha fatto la differenza? Quali elementi secondo te hanno spiccato, hanno fatto qualcosa in più che non ci aspettavamo, prendendo spunto che la partita di domenica? Per me, a me non serviva quest'anno per sapere che Zanutti era bravo. Beh, quello certo, no? Io ho sempre avuto stima. Per me la grande forza sua è stata che nei momenti di difficoltà ha sempre difeso questo gruppo. Anche quando noi, come tanti altri, abbiamo detto sì ma, lui non ha mai messo un sì ma davanti a questo gruppo. Io credo che lui abbia avuto la forza di schermare, anche a volte contro l'evidenza, e questo il gruppo secondo me lo ripaga con queste prestazioni. Ma come giocatori invece chi ha fatto la differenza? A parte i nomi che conosciamo, c'è qualcuno, abbiamo detto qualcuno ha reso più, qualcuno è stato collocato al posto giusto, c'è qualcosa? Insomma, che Di Just facesse un campionato così giocando da esterno, chi se l'aspettava? Che a Campora facesse il quinto in eccellenza a quell'età e giocasse così, chi se l'aspettava? Cioè, lo stesso Bertoli, ma lo stesso Gabrielli, che all'inizio è stato un giocatore importante in un certo momento del campionato, sono giocatori che hanno reso al di sopra. Io lo dico, sì, ma e Cesselon? Scusatemi, io prendo con grande rispetto per il giocatore che è, ma consideravo all'inizio del campionato giocatori più forti. Mamma mia che campionato sta facendo, è un computer, sbaglia niente. Cioè, e poi è chiaro che hai dei top player, perché il portiere, altra categoria. Centravanti domenica è stata una cosa, io poi ho visto la partita contro il Chions, avrà fatto 650 scatti, Ciro in una condizione, e quindi tutte queste cose qua ti fanno portano al risultato. Certo. Parliamo di singoli, il gioco dei top e flop, vediamo quello che ci ha indicato Francesco Vitturi, che ha seguito la partita in postazione in telecronaca. Ovviamente Lupcheo è l'MVP dello scontro più importante, poi vuole segnalare Moratti, ma in generale tutta la difesa dell'UFM, ma segnalando uno di quei giocatori che magari si nominano un po' meno. Flop perché ha sbagliato il rigore, perché comunque in uno scontro diretto sbaglia un episodio importante Aldrigo, anche se, come ha detto, ha fatto sempre le sue giocate. Dall'altra parte Peressini perché ha parato il rigore, De Anna perché è stato un po' pericoloso, e poi Tosolini Cappellari li boccia. Chiedo, giro di opinioni, se siete d'accordo o cosa volete cambiare. Entriamo nel dettaglio dei singoli. Io ad esempio vi dico una cosa, io tra i flop metterei o perlomeno Bolgan o i russi. Io avrei bisogno che questi giocatori in una partita così siano decisivi. Comunque, giro di opinioni. Dimmi. Soprattutto per l'occasione che ha avuto Bolgan, no? Poi il palo è un po' sfiga, si può dire, no? Non siamo in fascia quasi protetta, però il Dennis Godez, non so se lo sbagliava quel gol lì, Sì che lo sbagliava anche tu. Adesso lo sbagliavi sicuro. Non sono convinto. Non sei ma guarda che al torneo del mio paese hai sbagliato un gol così. Io parlo nella partita, infatti, Bolgan è un giocatore che non si discute, sia chiaro. Dopo entro nel tema LME, qualche giocatore quando
ci sono momenti in cui i giocatori devono essere decisivi per fare la differenza. Comunque sentiamo la vostra opinione. Godea, stop e flop rispetto a questa scherbata. Secondo me sono condivisibili tutte, però sul discorso del flop per l'LME io mi aspettavo se posso mettere proprio la fase offensiva dell'LME, che mi aspettavo facesse di più, perché ha veramente tanta qualità. Io Enrico Ruffo in una ipotetica mia squadra farei fatica a non farlo giocare. Quando entra mi aspetto che facciano tutti in generale un po' di più di quello che hanno fatto, perché io ho grande stima ai giocatori che ci sono. Onestamente in una partita così importante il giocatore un po' più di personalità e di qualità deve saltare fuori, se non salta fuori c'è qualcosa che non va. È il problema dell'LME, quello è dell'ultimo periodo. Tomei. Che Ruffo è entrato bene. No, Ruffo. Tomei. Io toglierei Deanna nei top, lo metterei nei flop. Perché secondo me non ha giocato bene, non ha fatto una buona partita, al di sotto del suo standard, aveva dalla sua parte un giocatore di 39 anni che non fa il suo ruolo, poteva puntarlo, poteva fare quello che voleva, non l'ha mai fatto, non ha mai saltato una volta a Campora, quindi secondo me Deanna è stato quello che mi ha deluso un po' di più, insieme chiaramente a Bolgan, e sono d'accordo con Dennis quando dice che la fase offensiva dell'LME, se vuoi vincere quella partita, la devi aggredire, attaccare, cercare di fare qualcosa in più rispetto a quello che ha fatto, e quindi direi Deanna e Bolgan li metterei nei flop. Dea? Io sarei proprio per la fase di gioco flop, ecco questo direi io. Qui andiamo a cercare i nomi, che sai che non è mai simpatico dire che ha fatto bene, che ha fatto male. Secondo me condivido quello che ha detto Dennis, nel senso che proprio la fase d'attacco non ha funzionato secondo me dell'LME, perché per dire a me è piaciuto quando è entrato Ruffo ha creato scompiglio quando è entrato, questo è un giocatore che si poteva anche mettere dentro prima, perché ha messo 4-5 palloni importanti dentro, era quello. Non so se è entrato arrabbiato ma ha fatto bene. La fase d'attacco dell'LME non è stata all'altezza di quello che abbiamo visto in tutto il campionato. Vi chiudo il ragionamento sui nomi che avete fatto, perché sono giocatori che hanno vinto con Barbieri, Deanna e Bolgan, che osano, che hanno vinto, sono stati giocatori decisivi, bellissimi da vedere. C'era anche un certo Valenta, non dimentichiamo. Questo per dire cosa? Lucheo decide la partita dell'anno. I giocatori forti, quelli che diventano forti e più importanti in categoria, decidono. Ha ragione Fornasieri, io avevo detto si è consacrato in Dio, avevo detto a Bolgan, no, effettivamente presto, stava facendo bene, poi ha avuto anche gli infortuni. E quindi chiudo la tesi. Deanna fa 2 gol decisivi con Tamayo Ventina, in quel momento sembra il giocatore che ti può spostare gli equilibri. Bolgan fa un gol decisivo che porta un punto. Il giocatore che si prende lo status di giocatore importante, negli anni abbiamo visto i Godas, i Dimas, il Ciriello. Carlevaris. Quei giocatori lì, per prendersi lo status dei giocatori, devono fare i gol decisivi. Per questo Deanna anche per me è un flop, Bolgan è un flop. Lì Russi che è partito bene a Tamai e poi calato, è partito bene all'LME, è anche un po' evanescente. Diventano flop se non sono incisivi. Ditemi se siete d'accordo su questa tesi. Sono d'accordo, sì. Sì. L'attaccante vero deve prendersi in mano la squadra. Adesso ti risblocco un ricordo. Tu ti ricordi quell'anno che l'UFM vince e va a Vesna che è primo a pari? Che mi sblocchi un ricordo, è tutto pronto. Stai sul tuo. Lui gli arriva la palla, la manda sotto il set. Ricordiamoci che stiamo parlando di una squadra che è seconda in classifica, comunque stanno facendo comunque un campionato top. Secondo me da dicembre sono diventata una squadra veramente forte, però stiamo parlando di una squadra che è seconda in classifica, non è che sono ultimi. È chiaro che ti aspetti da un certo tipo di giocatori che facciano, insomma, nella partita importante, una partita diversa che effettivamente non si è vista. Ti aspetti che quando arrivi lì dopo la lunga rincorsa fai infatti io se volevo scommettere, con tutto che voglio bene ovviamente all'UFM, ma è chiaro che mi aspettavo l'LME aggressivo. È per questo che io dico che bisogna considerare il fattore tensione, cioè, perché, e anche la rincorsa che è stata lunghetta. Queste partite qua non sono per me non sono per tutti, cioè, per me non sono per tutti, io continuo a dirlo, insomma, ormai in tanti anni di calcio non sono per tutti, tante volte arriva questa partita, sei il giocatore che quella partita lì la sbagli. Perché, ma paradossalmente io mi aspetto che non sia la partita di Lucheo e che sia quella di Deanna invece. E invece succede il contrario. Bravo Lucheo, ma infatti noi non stiamo analizzando il campionato, però stiamo
analizzando cosa ha detto lo scontro diretto. Noi dobbiamo fermarci lì perché era lo scontro più importante dell'anno e arrivano le valutazioni figlie dello scontro più importante dell'anno. Però Lucheo... Scusa, velocemente, la forza dell'MS è stata la catena di Anna Boniglia. Che è venuta? Venuta... Lucheo, l'MVP dello scontro più importante stagionale e quindi nomination da miglior giocatore. Vai. È venuto fuori un gran tiro, ma sono contento per tutto l'ambiente. Dai, diciamo che secondo me questa è una vittoria di squadra, ecco, la dedico a tutta la squadra, non c'è un singolo che spicca, questa è la vittoria dell'UFM. Non abbiamo magari i nomi degli altri, ma alla fine vince la squadra, non vince il singolo. Questa è un'eccellenza tosta, nel senso che puoi vincere e perdere con tutti, soprattutto noi che dobbiamo essere al 100% mentalmente, fisicamente, non dobbiamo mollare niente. Quindi oggi è una gran vittoria, ma non determina il campionato secondo me. Ha risposto un po' a diverse cose di questo inizio di trasmissione, che non determina il campionato, che non contano i singoli ma conta il gruppo, che questo è il segreto dell'UFM. Ma Lucheo, restiamo su di lui, penso che nessuno abbia da dire che oggi è il miglior giocatore Lucheo, no? No, premesso che secondo me stasera meriterebbe Lucheo, Zanutti che l'UFM, ma insomma... Ma ho altre proposte, dopo vedrai. No, ma Lucheo ragazzi, cioè... Lucheo, non si discute. dimmi un po'. Ma adesso col mister, secondo me è un giocatore straordinario, non è propriamente una prima punta, però è un giocatore talmente forte che puoi metterlo dove vuoi e fa il suo ampiamente. Che partita ha fatto Lucheo? Sai dove mi ha sorpreso? Mi ha sorpreso nelle sponde, cioè non tanto nell'attaccare alla profondità che insomma è clamoroso, nel tener palle e far salire la squadra, che è una cosa, ha fatto secondo me un repertorio di domenica, è stato completo, ha fatto 70 minuti da 10 secondo me, è stato clamoroso in tutto e ti ripeto, la cosa che mi ha sorpreso è stato come ha messo giù la palla, ha giocato per la squadra, è stato fantastico, fantastico. A me mi è rivelato solo il gol che ha fatto, onestamente. Il gol? Mi ha meravigliato solo il gol che ha fatto, perché onestamente ha fatto una partita normalissima. Non ho visto una partita top di attenzione. Campo. No. Di Lucheo? Di Lucheo, scusa. Non ho visto una partita top. Cioè, oltre al gol, Lucheo alla fine non ha determinato nulla, non ha fatto nulla oltre al gol. Non ha mai tirato in porta. Non è pochissimo. Non ha mai tirato in porta, quindi io dico, l'unica cosa che ha fatto di eccezionale è stato il gol. Rispondete. No, non sono d'accordo con il mister assolutamente, perché insomma ha fatto salire la squadra, lui comunque allunga la squadra e non solo ha allungato la squadra, ha anche accorciato andando a prendere la palla e scaricandola. Cioè è vero che non ha calciato, ma è vero che ha fatto un lavoro secondo me. E sentiamo un attaccante allora. Sì, anch'io sono su questa lunghezza d'onda, no, ma per il fatto che Luca è un giocatore particolare, io l'ho visto tante volte quest'anno, ma in questi anni, ed è migliorato proprio in cose che normalmente non fa, perché il riferimento come punta non è per quello che il mio gusto non sarebbe il suo, invece sta facendo il suo grande passo in avanti e sul fatto che infatti un giocatore che vincerà, che forse potrebbe vincere il campionato, è a 12 gol a 3 partite alla fine, non sono numeri da top di categoria, ma invece per chi conosce la categoria o averne giocatori come Lucheo che ti fanno veramente vincere le partite con il movimento, con quello che fa, oltre che con i gol. Però vi faccio una domanda, se non avesse fatto quel gol, che voto avreste dato voi a Lucheo? Io un 6,5 io do tutta io più alto. Cioè, a me, io dico mister, io dico la mia è che per me ha fatto una partita, io a fine primo tempo, giustamente, no? Però io dico, senza quel gol avrebbe fatto una partita normalissima. Ok. Però Lucheo è questo, sono d'accordo col Bomber, sono queste le caratteristiche che tu hai anche allenato, Stefano. Sì. Comunque il gol bellissimo. Gol bellissimo perché gli cade la palla lì, lui da attaccante è vero si coordina, attacca, mette là dove... Ma adesso la prima preoccupazione quando tu giochi contro di loro è, prima cosa che dici quando vai a giocare contro l'FM, non concediamo la profondità a Lucheo, la prima cosa che fai. Perché ogni volta che c'è la palla sorca, ogni volta che c'è la palla i difensori, prima cosa che fa la difesa, scappa. Certo che prima cosa. Il gol è bello, però Capellari, Tosolini,
È vero che arriva un po' strana quella palla. No, è una palla facilissima, dai. Non è facile. Non è facilissima, la palla che ce l'hai qui, non sai neanche come rinviarla, è difficile, dai. Perché ti l'hai messa lì. Ho capito, è sfortunato che hai trovato lui. Che l'hai trovato sì, lì, ma non è un erroraccio da dire che, dai, cioè, cosa che ci sta, una palla forte che è stato bravo lui. Bravo lui, dai. Anche perché è una palla difficile da calciare, con la palla a mezza altezza, è stato bravo. Poi lui l'ha calciata benissimo, si è Ha voluto coordinato. metterla lì, ha voluto metterla. Bravo, Si vede bravo, che ha voluto metterla lì. Allora, il Monfalcone, l'UFM vince con merito, vince con Lucheo che mette il timbro, ma come ha detto vince col gruppo. L'UFM è piaciuta. Insomma, mi fate capire, l'UFM ha convinto ancora una volta per la ormai 31esima volta, no? in stagione, sempre al comando. L'LME si è fermata proprio quando è andata al comando. Va al comando e si ferma. E quindi diventa il non va, perché adesso il secondo posto è a rischio, c'è il Pordenone che li ha raggiunti, e qui stiamo parlando dello scontro diretto, ma alla finestra c'era il Pordenone che raggiunge l'LME, il non va. Prova una gran botta, non va. È un risultato che ci vede sconfitti e quindi vanno fatti i complimenti alla squadra avversaria che ha sfruttato gli episodi rispetto a noi, e quindi ci portiamo a casa una sconfitta, ci portiamo a casa una gara che ha vissuto su un equilibrio abbastanza marcato. Poi queste partite vivono e si indirizzano sugli episodi. Noi non li abbiamo sfruttati, giustamente il Monfalcone li ha sfruttati, onore al Monfalcone che ha vinto. Le occasioni che avete avute, siete stati meno cinici, che forse è anche la qualità maggiore di questo UFM, non so come lo vede lei. E questo fa la differenza. Quindi UFM 1, LME 0. E non c'è altro da aggiungere? Assolutamente no. C'è qualcosa da aggiungere o no, come ha detto Barbieri? L'avevamo detto, mi pare anche noi prima, gli episodi hanno fatto la differenza, insomma l'UFM è stata cinica e loro no, quindi è arrabbiato con la sua squadra perché sì, secondo me sa di avere una squadra forte e sa che certi episodi e situazioni vanno gestiti meglio, vanno risolti. Ma è davvero tutto riconducibile, ne parlavamo prima, all'episodio? Qui abbiamo detto qualcosa di più, abbiamo detto l'LME deve prendere gli episodi, ma è un LME che non ha fatto abbastanza, mi avete detto voi. Cioè non è solo l'episodio. Innanzitutto a merito del mister Barbieri va detto che ci avevano abituato bene. Sì, è vero. Ci avevano abituato bene perché era una squadra che giocava in certi momenti veramente bene. Quindi questa è la verità. E quindi tutti ci aspettavamo che rigiocasse l'ennesima partita bene e probabilmente aspettandoci di più, no? Quasi delusi. Sì, perché... bravo, tutto qua, merito suo stato. Però ha perso il primato con la Pro Gorizia, non vince il passaggio con River Flaibano, una squadra che deve vincere il campionato deve vincere, va allo scontro diretto e lo perde, cioè 3 partite che segnano che qualcosa è successo, non può essere solo... Una squadra come l'LME può anche perdere la partita contro il Monfalcone, secondo me, perché sono partite che vivono una storia a sé stante, no? Sono partite che puoi vincere, puoi perdere, determinate da episodi. Ma l'LME non poteva permettersi di perdere contro la Pro Gorizia e rischiare di perdere contro il River Flaibano. La chiave del campionato è lì, secondo me. È lì, è vero, pesano tantissimo quei punti. Fai 6 punti e vai a affrontare il Monfalcone con un altro spirito sicuramente. È diventato un non va, È diventato un non va, sì. Ha vinto una volta nelle ultime 5 partite, nelle ultime 3 2 volte non ha trovato la via del gol. Una squadra che era una macchina perfetta, come ha detto Stefano, braccino. Per merito loro, e qualcosa è successo. Si sono spenti nel momento fondamentale del campionato. Pagano forse la lunga rincorsa, evidentemente. Forse hanno avuto anche, è vero, è che loro si sono ritrovati sempre a dover giocare la grande partita. Nel senso che arrivato col Tamai diventa una grande partita, con la Juventina era un momento da grande partita, con il Pordenone era un momento da grande partita, cioè prova a pensarci, sì, ogni volta, no? Però ha ragione il mister, quando tu trovi la vetta, adesso con tutto rispetto per il Gorizia che in questo girone di ritorno è un'altra squadra, e tu a Gorizia non puoi andare a perdere, lì è switchato secondo me. Ho capito, però... Noi diamo per scontato certi risultati che non sono scontati. Il problema è questo, è quello che io dico delle ultime 3 partite. Cioè noi diciamo questa non ha niente da... questa ha già fatto il suo campionato.
è dura, questa eccellenza, come si è detto prima, come dicevamo prima, è dura ed è difficile battere chiunque, lo vediamo. Lo vediamo. Però allora Stefano, il Riva in casa lo devi battere. Allora se proprio il Gorizia vogliamo, perché tu se batti il Riva in casa col Fagagna che ha perso, torni primo, adesso hai perso, torni sotto a meno di una partita di distanza, però sapendo che l'ultima c'è Monfalcone. Ma se tu vai a vedere tutte le partite, quante partite ci sono dentro una partita? Sì. No, potremmo stare qua a perdere tutta la serata a raccontarla. È dura, è difficile. Ma l'LME che avete visto al Boito rischia il secondo posto, sì o no? E perché? Tomei? Per me no. No? No. Perché? Perché, ripeto, è una partita che è stata determinata da episodi. Se avesse fatto gol salvato sulla linea da Campora avremmo visto un'altra partita. Ok. Dennis? Vediamo, dipende come reagiranno da questa partita. Resta il fatto che se effettivamente sono stati così in difficoltà proprio nelle ultime, che sono le gare, quelle decisive, che sono nella parte, insomma, il clou del campionato, forse qualche limite magari non ce l'hanno a livello tecnico, perché io, per quello che ho visto in questa eccellenza, loro sono per me la squadra più forte a livello di qualità di singoli. Magari hanno qualche limite da un altro punto di vista, quindi ci sta che tu abbia un contraccolpo. Tu hai visto anche l'andata, all'andata era un LME in crescita, questa è un LME in decrescita. Tutte le volte che l'ho visto mi ha dato sempre l'impressione di essere una squadra la più forte in campo. Però non domenica? Non domenica. Domenica è l'unica volta che l'ho vista effettivamente, almeno a livello delle altre, e questo è strano per una squadra che ti dico che onestamente ha sempre fatto bene, ha sempre giocato un calcio divertente, e all'andata l'UFM ha fatto una partita super da squadra tosta, vera, anche in 10, però la cosa vera è che l'LME ha sempre dato l'impressione di essere forte, e invece io domenica ho avuto l'impressione che almeno se la sono giocata alla pari, quindi è... Secondo posto a rischio? Sì. Pordenone, ragazzi, cioè Pordenone sta facendo, Pordenone è lì. Pordenone c'è? Sì, aspetta, perché i suoi amici hanno perso domenica. Perché se no erano anche loro dentro per il secondo posto. Una coltellata. Devo dartela per forza, cioè, non potevo. Il Tamai perde una partita che lo poteva. Con la San Vitesse in 10, avanti 2-0. Però la San Vitesse gioca per la salvezza. Ma io sono contento per la San Vitesse, per l'amore di Dio. Voglio dire, gli stimoli magari... A Tamai non è che faccio dei grandissimi drammi, no. Però sono contento per la San Vitesse. Beh, insomma, essere lì a giocarsela... Poteva piacere, però lo stimolo è diverso, dai, la San Vitesse sta giocando per... Massimo, ti giocavi il secondo posto, voglio dire, puoi arrivare al secondo posto per il quarto anno consecutivo, mica una cosa che è da buttare via, voglio dire. Cioè, ma ecco perché dico, c'è una logica in tutto. Sarebbe stato ancora più eclatante la cosa. Ma non era così facile, dai. Cioè la San Vitesse sta giocando per salvarsi. Sarebbe stato veramente bello poi trovarsi anche il Tamai e giocarsi il secondo posto. Certo. Allora... In tutto questo, insomma, analisi di chi poteva fare di più, chi ha fatto di meno, chi ha fatto tantissimo, chi ci è piaciuto. Abbiamo cercato di parlarvi di questa partita, cosa ha lasciato. Sicuramente ha lasciato, come ha detto in apertura mister Tomei, una cosa che va oltre il risultato. Abbiamo parlato del risultato, che è sicuramente fondamentale, ma queste partite hanno la forza di andare oltre al risultato. Ci racconta insomma un po' l'atmosfera del Boito Jacopo Puntin. UFM, un coro, una sigla, quello che volete. Domenica significava molto di più di unione Fincantieri Monfalcone, unione come quella delle persone che già dalla mattina erano sul campo a far sì che diventasse una giornata indimenticabile. Lucheo ci ha messo la ciliegina, ma l'atmosfera era delle grandi occasioni, lo si percepiva anche in campo già dalla camminata, sorrisi tesi, sguardi concentrati di chi sa che si gioca tutto. Lo sanno anche i presidenti che vogliono sentirsi vicini alla squadra fino all'ultimo. La cornice di pubblico è pazzesca, colpo d'occhio che fa tremare le gambe, lo dice anche Zanutic a Barbieri. Bello, La partita è tesa in campo, il pubblico spinge sugli spalti, non si fermano un attimo, si esulta anche per gli interventi difensivi. In chiosco invece regna la serenità, oltre il gioco. Oggi è giornata di festa. Il secondo tempo è una sfida di nervi anche tra i mister che provano a muovere lo scacchiere. Nervi tesi che si sciolgono solo quando segna Lucheo, estasi al Boito, che con il suo calore e la sua gente spinge l'UFM fino al fischio finale, dove si scompone anche il più composto degli allenatori.
Gioia incontenibile, giornata indimenticabile di sport chiusa in chiosco a cantare con il presidente Lugli, che ora è lì ad un passo dalla Serie D. A un passo dalla Serie D Monfalcone, come 11 anni fa. 11 anni fa era un'altra storia, ma il caso vuole che c'entri comunque anche mister Zanutti. Ci fermiamo per un attimo di pubblicità e poi parliamo di questo mister che sta riportando Monfalcone verso la Serie D. E non solo, poi dobbiamo parlare anche di altri argomenti, andremo anche a parlare di Serie D, dell'attuale Serie D. Torniamo fra poco. Allora, dobbiamo chiudere il grande argomento UFM, la capolista. C'è una storia da raccontare ed è quella del suo allenatore, Andrea Zanutti. Vediamo. Il fatto di regalare una soddisfazione così enorme dal mio punto di vista, che sono troppo qua calcisticamente, è una gioia enorme. Poi per me vale doppio, vale triplo, sono un ex ragazzo del Boito. In questa frase c'è tutta la magia che va oltre anche alle capacità dell'allenatore. Parla di appartenenza che fa tutta la differenza del mondo in questa storia. E sia chiaro, l'allenatore di capacità ne ha tante. È una delle gioie più grandi. Ho avuto il piacere e la fortuna di fare una carriera abbastanza importante. L'allenatore mi sono arrangiato, però la gioia che ho provato oggi penso che ha raggiunto poche volte in tutta la mia vita. Ecco. Calciatore professionista Andrea Zanutti, basti pensare il ricordo che ha lasciato all'Alessandria. Ne abbiamo avuto una prova ritrovando i grigi nel percorso di Coppa con la Juventina. Chiude a Monfalcone da giocatore e inizia subito a fare l'allenatore, centrando una salvezza incredibile nel 2000. Fa bene al Chiarbola, vince a Vesna la promozione, fa le finali playoff in eccellenza a Lumignacco e Treviso, salva il Corno e quando sembra la storia si sia fermata, ecco che torna Monfalcone. Per me, che sono partito il 17 ottobre di due anni e mezzo fa in promozione a -7 se non sbaglio al fine del giro d'andata proprio dall'LME, ora ritrovarci col Boito strapieno è la soddisfazione più grande, è l'orgoglio più grande che possiamo avere. Arriva in promozione e va in panchina al Boito contro il Trevignano e rimonta in quel campionato proprio l'LME. Zanutti che prende l'UFM e la riporta in eccellenza, già quello oltre il pronostico. E un'altra volta, contro le ambizioni giuste dell'LME, vince per ora la storia, quella del ragazzo del Boito. Voglia di regalarsi un sogno, voglia di scrivere una storia su questa straordinaria società, questa straordinaria città che è sempre vissuto di calcio, che vive di calcio. Quella città che 11 anni fa vinceva l'eccellenza. Zanutti in quella stagione stupiva col Vesna, terzo posto. All'andata, grande sfida a Santa Croce, si guardavano negli occhi Vesna e UFM. Sfida decisa tra gli altri, oltre a Bardini, da un gol straordinario di Dennis Godeas. Quel Monfalcone rispetto a quello di oggi era dominante. La matematica allora arrivò al Boito, proprio contro il Vesna. Zanutti che va a complimentarsi con Giuliano Zoratti. 11 anni dopo tocca proprio a lui, a mister Andrea Zanutti, che nel frattempo ha anche salvato l'UFM in Serie D, riportare Monfalcone lassù. Così da chiudere l'ennesima clamorosa ripartenza di questa città.
In fondo a questo grande allenatore manca solo di vincere da primo l'eccellenza e non ci sarebbe posto migliore dove realizzarlo. Ma che film la vita, tutta una tirata, storia infinita, a ritmo serrato, da stare senza fiato. Beh, direi una bella storia, no? Tu eri lì tra quelli che festeggiavano al Boito 11 anni prima, insomma, è clamorosa anche la ripartenza, no? Un'altra di questa città. Il mister ha detto bene che l'UFM ha avuto negli ultimi anni anche degli alti bassi, molto alti e qualche purtroppo parecchio basso, però sono stati bravi a riportarsi insomma, dove devono stare, perché insomma l'UFM è una squadra che almeno l'eccellenza deve fare. Poi... Ma quanto pesa questa appartenenza? Beh, molto, come in tutte le cose credo che anche il creare il contesto giusto, certe persone lo fanno meglio perché probabilmente l'hanno vissuta nella propria storia e quindi qualcosa ti trasmettono in maniera diversa, al di là delle qualità del mister che non si discutono, però credo che proprio in quel contesto magari in questo momento dia ancora quel qualcosina in più, che magari è una squadra che forse non è la migliore in assoluto, però in questo momento è quella più brava di tutte, che se la sta meritando sul campo. Perché... Non so voi, ma io ho sentito qualcosa di diverso che stava trasmettendo Zanutti, non stava trasmettendo quello che ha sempre fatto il suo lavoro, il suo essere pragmatico, stavolta ha trasmesso qualcosa che va oltre, quello che parlavamo l'anno scorso di Pocecco, ad esempio, no? Cioè, non so, credo che l'appartenenza in queste ultime stagioni possa essere un tema che vale molto. Ha trasmesso qualcosa di campo ma che va fuori dal campo. Ha trasmesso proprio l'appartenenza, no? Mi pare che è una parola che è stata detta poc'anzi. Ha trasmesso proprio quell'essere di Monfalcone, ricordando lo stadio, ma ha voluto parlare della città anche. Ha voluto ricordare le sue origini. Io, ragazzo del Boito, che tu poi hai riportato nel titolo, quindi lui è andato davvero oltre a quello che è stata la partita, a quello che può essere la vittoria di un campionato. Lui inizia a fare allenatore a Monfalcone in eccellenza, si salva, dove ha chiuso da giocatore negli ultimi anni, un po' come te che chiudi ad Azzano e parte ad Azzano e poi inizia il percorso, no? Credo che farlo nella propria città ha un valore enorme, no? Sei tifoso di quella... Mi ricorda un po' il coach a Gorizia, voglio dire, no? Quelle cose che sei tifoso di quella squadra e per quella squadra direi moriresti, no? E quindi credo che per lui sia il massimo, e se, come sempre, lui penso che abbia sempre dato 10, dai 10 più in questa situazione, anche a livello emotivo trasmetti un qualcosa di diverso. Sì. Il coach lo disse proprio in questo studio, disse: mio papà mi portava a vedere la Pro Gorizia in curva, per me arrivare ad allenare la Pro Gorizia è stato il sogno calcistico, chiaramente non avendo fatto il professionista, è il sogno, quindi come dici tu, cioè allenare nella squadra dove magari da bambino andavi in bicicletta al campo a vedere la tua squadra, è chiaro che poi non può essere... Lo ha trasmesso a suo modo, nel momento giusto, perché prima di tutto ho pensato al lavoro con me Zanutti. Zanutti insomma è uno molto dritto, no? Lo abbiamo conosciuto in questi anni, ma stavolta la componente emotiva è uscita come, no mister? Sì, no, io all'inizio, diciamo, non dico criticato un po' il suo atteggiamento, ma l'avevo un po' sottolineato il fatto che lui dicesse comunque tanto per noi va bene lo stesso, una sconfitta che vale nulla. Invece devo dire che ha fatto quello che doveva fare, è stato bravo, si vede che la sua squadra, i suoi giocatori avevano bisogno di questi messaggi di tranquillità. Lui è un segreto, lo abbiamo detto, questo percorso da quando è tornato clamorosamente in ascesa. Insomma, tra i segreti sicuramente lui. Non abbiamo mai nominato il direttore sportivo. Corso, altro uomo del Monfalcone, dell'UFM, quindi Dennis, conosci bene, no? Siccome è un amico non voglio che dopo magari pensi che... Però restando il tema essere parte di qualcosa, no? E sia proprio tutti i componenti, dal presidente Lugli a Paolo al mister e lo staff del mister stanno facendo un lavoro eccezionale, perché probabilmente sono le persone giuste nel posto giusto e lavorano in simbiosi, e se vedi infatti anche i giocatori stessi dell'UFM ti dicono che questo è un gruppo forte. Loro hanno costruito un gruppo magari togliendosi, magari non prendendo magari il giocatore, l'attaccante da 30 gol come può essere Ciriello della categoria, ma prendendo giocatori funzionali alla fine.
vincono quelli che hanno la squadra migliore. È un buon periodo per gli allenatori monfalconesi, ex UFM o Monfalcone o Fincantieri, perché l'Under 15 ha vinto Marco Novatti, che è monfalconese. Ma ragazzi, è territorio di calcio. È tradizione di calcio e l'LME comunque con queste cose deve farci i conti. Ha una tradizione che è tutta da costruire, un'appartenenza che è tutta da costruire, sono altre storie fatte in maniera diversa. Uno stadio tutto da costruire. Una struttura da costruire, cioè ragazzi, Monfalcone è Monfalcone e pesa anche questo, non solo l'episodio in campo, c'è tutto anche il resto. Che Monfalcone sia una città di calcio non c'è dubbio, ma io credo che l'LME abbia fatto un grande passo in avanti, perché io l'ho vista assolutamente qualche tempo fa e l'ho rivista adesso, onestamente mi sembra anche a livello di società di squadra molto strutturata, con collaboratori, ci stanno facendo le cose in grande e sono convinto che se non vinceranno quest'anno saranno diciamo, i stracandidati per la prossima, quindi è una storia completamente diversa. L'LME fa parte di quelle storie dove riesce a costruire delle squadre forti grazie a una presidenza forte. Grazie alla presidenza forte, qua c'è tutto un contesto che abbiamo fatto respirare. Tanto, ma si è affacciata quest'anno l'eccellenza, non l'aveva mai fatta. Infatti, però le storie, tra l'altro abbiamo nominato un grande nome nella storia del calcio, Giuliano Zoratti, e il destino vuole che ad essere con Zanutti a costruire questa vicenda ci sia Peroni, che è stato un suo uomo da giocatore. E adesso dobbiamo parlare di un altro nome che è stato giocatore di Giuliano Zoratti, e se Zanutti guarda la Serie D, adesso noi parliamo di Serie D, finiamo il grande argomento Monfalcone, resta il tema Alessandro Moras che sta guardando ai playoff con il Brian Lignano, è dentro i playoff e le voci ormai sono partite. Il Challis Mulsanne pensa a lui per il futuro, ne abbiamo parlato nella trasmissione delle 19:30 con Federico Francioni, sentiamo. Futuro di Gironelli? Ma io credo che insomma non è stato ancora comunicato o detto ufficialmente, ma credo che per i motivi che abbiamo parlato poc'anzi, credo che la sua avventura a Charlins sia il capolinea, insomma. Io non so se coi playoff centrati avrebbe salvato lo stesso la panchina. Mora sarebbe la scelta giusta del Challis Mulsanne? Ma io penso di sì, perché è del territorio, è un allenatore che comunque ha fame, ha voglia, è agli inizi della sua carriera, perché è agli inizi, perché sono 5 anni che allena in prima squadra, non è un allenatore che arriva da un percorso magari anche alto e si cala dentro la realtà Carlino, no, è uno che vuol fare, è del territorio, l'ambizione del Carlino è riconosciuta, per me potrebbe essere il nome giusto. Ditemi un po', cosa hai detto? No, che io ho grande stima di Moras, perché secondo me è un allenatore molto bravo, molto preparato e che secondo me può fare bene. Però Carlino è una piazza insidiosa, nel senso che a differenza del Brian, che secondo me hanno costruito una squadra giusta per quello che sono i loro obiettivi, il Carlino deve vincere, e vincere, mi insegnano quelli più bravi, che è molto complicato. A Carlino ci saranno molte pressioni in più, perché giustamente è un presidente stra-appassionato, stratifoso, che probabilmente non si accontenterebbe del vediamo dove arriviamo, bisogna deve vincere. E tu significa che lo devi fare in un anno? E vincere una squadra sola, ed è complicato. Io inizierei a fermare con quel devo vincere. Ma ragazzi, stiamo inizierei a fermarmi con quel il discorso è però, se spendi è ovvio che ti metti delle pressioni da solo, perché come il discorso l'LME non ha magari la storia dell'UFM, ma con quello che spende è normale che abbia ambizione, anche perché secondo me hanno preso un allenatore forte, giocatori forti, e lo stesso discorso vale per Zanutta e Charlins. Allenatore bravissimo, staff stracompetente, squadra obiettivamente, ditemi voi, io i giocatori adesso, insomma, soprattutto nel nostro girone, li conosco benissimo, ed era difficile fare una rosa più forte, alla fine se arrivi secondo, come dice il buon Zanutta, secondo ottavo cambia poco. Però siamo d'accordo che è giusto che pensi al futuro, dice Francione al capolinea, a Gironelli, mi pare. Io onestamente, quando succedono queste cose qui, avrei cambiato sia il direttore sportivo che l'allenatore. Avrei messo dentro il pentolone del non successo, del flop, fino adesso, avrei messo dentro anche il direttore sportivo. Ormai, mister, finita. Avrei messo dentro anche il direttore sportivo.
tornare al discorso di Alessandro Moras, non andrei a Charlins se non vado insieme a Alessandro Paolucci. Come pensate? Che è molto bravo, che lo posso dire, anche lui è veramente conoscitore di calcio. Però quello che sta dicendo Tomei è attenzione, non è un passaggio scontato, occhio che rischi, ti leggo tra le... non è, sì, è una chiamata, ma occhio, stai dicendo questo. Sì, devi lavorare con le persone con cui hai lavorato. Cioè tu vedi comunque una piazza come Charlins Muzzane insidiosa, come ha detto lui, anche se c'è un allenatore che ha fatto benissimo. Se vada solo senza Paolucci, secondo me sì. Ma non insidiosa perché è una piazza... No, assolutamente, anzi. È insidiosa per il semplice fatto, per allenatori esordienti o comunque allenatori giovani, è il fatto che tu là non vai per piazzarti, là devi arrivare primo. E adesso il Charlins sono tanti anni che fa la categoria, che ha, insomma, non sbandiera tutti gli anni, magari hanno più, hanno meno, ma il discorso è che lì devi vincere, quindi quando devi vincere, devi arrivare primo. Se anche prendi un top allenatore di categoria è complicato, per quello è una piazza insidiosa, assolutamente, per cui far calcio. Quindi, benissimo. Come dice Franzoni, sì, può essere l'allenatore giusto, ma voi dite attenzione più per Moras che per il Charlins Muzzane, mi state facendo capire. Ditemi se interpreto male. Ok, dimmi. Chi rischia di più sicuramente è Alessandro Moras. Sì? Non è un'occasione? È anche un'occasione, ma è un'occasione in una piazza in cui avrai grande pressione. È un'occasione anche se il Brian è quarto e il Charlins Muzzane è nono? Il Brian non so, sinceramente, penso che sia una società che stia facendo meglio in regione e quello nulla toglie, però non so se ha la possibilità, l'ambizione per magari provare a fare il salto in C. Il Charlins è sicuro che ce l'abbia e quindi sicuramente sarebbe uno step in avanti. Lui ha detto andate piano, noi diciamo che è un'occasione, ma il Charlins è una storia non oltre il 7° posto di De Agostini, cioè solo in potenza ha una possibilità, in atto non c'è mai, questo è un po' di filosofia, era un po' platonica. Ma noi stiamo girando sempre attorno al problema, no? Ma qual è il problema vero allora? Io dico, secondo me Zanutta non ha grandissime responsabilità, però se mi conferma il direttore sportivo, mi manda via l'allenatore, devo anche dare delle responsabilità a Zanutta a questo punto qui. Dimmi, se dovevi intervenire. No, volevo dire che non sono d'accordo sul fatto di Moras vado solo se, a parte che non so se Moras andrà al Charlins, lo cercano anche altre squadre. Ci sono anche altre squadre, queste sono voci. Sono voci. Al momento l'allenatore è ancora Zironelli, quindi... Ho capito, ma che Zironelli sia in via d'uscita, adesso non è che dobbiamo aver paura di dire che Zironelli può essere in via d'uscita, non è che stiamo dicendo mettiamo una che Zironelli sia in via d'uscita. Moras... Se è trappellata una voce, scusami Fornasiere, però è trappellata una voce, non è che ci stiamo inventando cose dal nulla. È trappellata o no la voce che Moras è accusato Charlins Muzzane? Beh, poi è anche giusto che ci giochiamo su, dai. No, sì, non è che l'abbiamo inventata, No, sì, ma non è che l'abbiamo inventata. Quindi anche Perticone a Mestre e D'Amore a Legnago sono già via. No, allora anche loro due sono già a casa, perché Moras l'ha cercato anche il Mestre. Zironelli rischia di essere mandato via a fine stagione, sì o no? Rischia. Punto. Questa è la verità. C'è poco da stare a discutere. Poi se decideranno di tenere Zironelli, anche per me andrà via, se vuoi che ti commenteremo la conferma di Zironelli. Ok. Dico solo che Moras quest'anno non doveva fare niente perché non c'era Ciriello, ha dimostrato invece che era il più bravo. Moras per me non ha bisogno né di Paolucci né di nessuno. È bravo la squadra lui, gliel'ha fatta Paolucci. La squadra gliel'ha fatta Paolucci. Moras era la risposta per distacco più bravo di questo girone. Secondo me l'unica cosa che posso dire io è l'unica domanda che farei, lo prendete perché adesso è di moda o perché ci credete? No, perché ci credono. Basta, questa è l'unica domanda che faccio io, punto. Se ci credono... Bel passaggio però questo, bel passaggio. L'unica cosa che direi. Bel passaggio. E io reputo come te che lui sia bravo. È il più bravo di tutti per distacco, è da prendere per questo momento sì, punto. E ci sta che, ha detto una cosa Franzoni che non ho proposto, ci sta che pensi a un futuro via da Legnano dopo 5 anni. No, scusa, se la proposta è il Charlins, tu devi andare, no, se sei ambizioso devi andare. Tra Brian Lignano e Charlins ti rispondo io, è la stessa cosa di Zironelli. La devi rischiare. È già andato da Brian Lignano, te lo metto come Zironelli, tu mi dici, io ti dico che Moras a Lignano è già andato. È già andato, ok. Indipendentemente dal Charlins. A prescindere da tutto non puoi rifiutare Charlins.
Ok, quindi questo è il tema. Cioè ragazzi, ma se sei ambizioso devi rischiare. Poi ti va bene, ti va male. A quanti è andata male? È successo a tanti, Cioè, però se sei ambizioso, chi ti può garantire la possibilità di vincere? Di provare a vincere. Di provare a vincere. E tra Cernes, Muzzane e altre piazze che sono state nominate, Mestre, Legnago, ammesso che lo cerchino, ammesso che abbia la possibilità di andarci. Se l'ambizione è vincere, rischi dappertutto. Quindi... Infatti nel calcio il famoso progetto dura 3 partite. No, quando ti presenta il progetto... Quindi... No. Va bene, insomma, però è giusto che sia un nome adesso... Cioè, Madonna. Che si discuta, perché sta facendo una cosa straordinaria. Non è che si discute, è una certezza, è il più bravo del girone. Per assurdo, se Moras aveva il Treviso, aveva vinto con 15 punti ancora in più, te lo metto per iscritto. Dall'alto di anni di esperienza, voi due, cosa mi dite che avete fatto questa categoria? È così? Gestire Variola, gestire Alessio, gestire Codromaz non è gestire Simeoni, non è gestire... Ok. Ecco, vero? Non è gestire la stessa Questa è l'unica. Quindi serve la controllo. Io non sono d'accordo. Questa è l'unica. No, ma sai, allora. Non sono d'accordo. Perché soprattutto se sei da solo a farlo. Ale ha dimostrato di essere un ottimo allenatore. Questo è indiscutibile. È chiaro che certe piazze sono un po' più complicate di altre. Se dimostrerà di essere all'altezza, continueremo a dire che è ancora più bravo di quello che è. Va bene, vedremo. Intanto c'è un finale di campione, non sei d'accordo? No, non sono d'accordo, perché se il Cernes Muzzane, tanto per parlare sempre del Cernes Muzzane, lo prende, reputo Fiorin un direttore sportivo serio, che quindi lo metterebbe nelle condizioni di lavorare e che la squadra la farebbero insieme. Quindi non è detto che prenderebbero Pelé, Maradona e Messi da gestire. Potrebbero fare una squadra... Cercando di tradurre il discorso, è che quello che dice il mister, che probabilmente tu a Carlino non prendi il giocatore che c'è a Brian, prendi un giocatore che ha magari una storia diversa, che magari se devi gestire me, che ho 20 anni di B, per dire 20 anni da professionista, magari a Brian non ci vado a Carlino, ma a Carlino gestire me magari un po' più complicato rispetto a gestire Alessio. Però ti ripeto, con tutto che magari sono giocatori che in questo momento hanno lo stesso valore, ma è per questo che credo che gli costruirebbero una squadra forte, assolutamente, ma io non di prime donne. Metto in dubbio quello, però il rischio di Carlino è proprio questo discorso qua per un allenatore giovane, fermo restando, per me, ripeto, Moras è bravo, quindi può fare bene ovunque, non è siamo leggermente in anticipo, ma non così di tanto, mancano due partite, dico sul tema, mancano 2 partite e secondo me poco dopo cominciano a uscire alcune certezze in Serie D, soprattutto per chi vuole programmare. Quindi intanto però 2 partite che saranno importanti. Il Brera Legnano con un mister che sta facendo una cosa straordinaria potrebbe chiudere i playoff. Domenica Tammai c'è la sfida col Bassano, il Cernes Muzzane sfida il San Luigi che invece deve salvarsi, e ne abbiamo parlato con Francio nella puntata dedicata alla Serie D. Chi se l'è persa la trova sempre sulle nostre piattaforme YouTube di TV12. Abbiamo parlato di allenatori, abbiamo parlato di Zanutti, adesso abbiamo parlato di questo allenatore emergente. Torno a parlarvi di un allenatore che ha una lunga storia e vi faccio la nomination di stasera del miglior allenatore. Guardiamola. Quanti anni ha Tito La Pieve? Devo dirlo, 27. Eh sì, Tita da Pieve in campo può invertire sicuramente i numeri. Guida la squadra alla perfezione con idee e grinta di un giovanotto Laviano, risponde ai suoi comandi. Lui che questa squadra l'ha portata in promozione è l'uomo giusto per salvarla, il mister giusto di nuovo al posto giusto. Tita da Pieve è il nostro condottiero, è la persona che ci ha portato in promozione e ha dato una scossa di casa assolutamente. Io ho ancora entusiasmo, ma devo dire la verità che sono stati anche questi giocatori a darmi questo entusiasmo, quindi assieme ci siamo dati una mano e questo è il risultato che stiamo ottenendo. Il segreto di questo allenatore infinito sono l'ambizione e l'emozione, ci rivela, cose che in maniera evidente ha saputo trasmettere a tutti. E Laviano batte il Casarsa e corre di nuovo forte per la salvezza.
Questa partita è stata vinta perché siamo una squadra e finalmente oggi l'abbiamo dimostrato contro un grandissimo avversario. Ma è chiaro che adesso siamo diventati una squadra rispetto a prima e quindi questo è un merito che hanno tutti i miei giocatori. Posso dirti una cosa, personalmente questa Laviano non è squadra che deve giocare per la salvezza. Onestamente non pensavamo di trovarci in questa posizione, ma adesso abbiamo metabolizzato e abbiamo 3 finali /4 che dobbiamo assolutamente vincere, perché il nostro desiderio è di rimanere in categoria. Accetto ovviamente altre proposte, ma lasciatemi dire, lo avrete capito, io sono rimasto letteralmente impressionato. Impressionato dall'Aviano in senso positivo, dal mister, mi sono rivisto il Tita da Pieve che ho visto quando era a Porcia, che ho iniziato a tutto campo, stiamo parlando del 2011, impressionante. Ti ricordi, mister, che parlavamo, ma sai, magari rientrare ancora, clamoroso. La panchina non ha età, quando uno è bravo, quando uno ha mestiere, quando uno ha esperienza, quando uno sa come trattare i giocatori, quando uno sa calarsi nella categoria, perché anche quello conta molto. E poi anche magari in certi ambienti tornare in un ambiente giusto, perché ne ho parlato con Da Pieve, magari anche le ultime scelte che aveva fatto lui forse in certe categorie non riusciva, ogni tanto è meglio aspettare o fermarsi piuttosto che... In quel contesto avrei messo in dubbio qualsiasi altro allenatore tranne che lui. No, lì è proprio, è vero, Laviano giustamente ha detto in questo momento mi serve il mio allenatore, un mio allenatore, ed è così, Dea. Abbiamo parlato di Zanuttig, più o meno stessa storia, no? Abbiamo bisogno di te, vieni per favore, arrivato, sta facendo bene. Ha fatto punti, certo. La squadra lo segue, ha dei bei giocatori comunque Laviano. Adesso che Romano sta bene, Portaro sta facendo bene. Furlanetto, Gerolini. Sì, no. Infatti fa quel passaggio, non doveva giocare per la salvezza. Non c'è più, è andato via. Sì, c'è Furlanetto, sì. C'è De Zordo in porta, ragazzi, è fortissimo. Sì. Anche Portaro davanti. Sì, no, ma a me comunque, ripeto, complimenti per me, miglior allenatore Tita Da Pieve. C'è qualche proposta? No, sono d'accordo, è un po' la storia diversa nel tempo, ma di quest'anno, parallela a Salger e a Codroipo. Non si era un po' detto, ma hanno ripreso Salger e lì hanno ripreso Tita, che qualche anno fa insomma era stato lì, aveva portato in promozione, e sono state 2 cavalli di ritorno che hanno funzionato. Salger di più, Da Pieve insomma ha ancora un po' di strada avanti, se poi vi auguro di non retrocedi. È arrivato anche da poco rispetto a Salger, voglio dire. Certo, Da Pieve. Però dico 2 cavalli di ritorno che magari all'inizio eravamo un po' scettici. In questo momento giocherebbe il play out, tutto ancora da scrivere in promozione, anche perché sabato c'è Pro Cervignano, Fauglis, Pro Cervignano Ruda, che lì può dire molto, perché vittoria importante della squadra di Franti col Trieste Victory, che la tiene un po' lontana da un Aviano che avrebbe agganciato. Però comunque la lotta a salvezza è apertissima e l'Aviano si è rilanciato con mister Da Pieve, quindi me lo passate. Perfetto. Sì, anche se c'è un allenatore che sta tornando in auge, che secondo me è Bruno Simone, che col 13° hai ragione, è tornato in zona playoff, se non vado errato adesso, no? Ed è un po' che sta facendo bene. Era avvicinata lì, se vinci una perdi una, esci, entri, lì sono però ha battuto la Buiese. Ha battuto la Buiese, bella vittoria. Ci sta, giusto ricordarlo. Però andiamo con Da Pieve. Lucheo miglior giocatore, Da Pieve miglior allenatore. Sì. Questa è la miglior squadra. Guardate cosa vi propongo. Occhio che ha preso punti ancora sul Cussignacco. Questo girone doveva essere il girone per tutti del Cussignacco, non c'è nulla di scontato, ma qua
stanno No, vincendo loro. Lo vincono ormai, perché ma no, le ultime due mi pare che giocano, con tutto rispetto, con San Gottardo e Serenissima. Castionese. San Gottardo e Castionese, due squadre, ormai sono vicinissimi loro. Domenica fanno una grande roba, fanno un'impresa. Hanno la Gemonese domenica, no? Sì. Che se vinceva con la San Giorgina diventava molto bella. Sì. Con Cusignago che ha perso a Risano, sempre state loro tre, però io non te la passo. Aspetto ancora quando avranno la matematica. E chi mi propone? Ti propongo una cosa che magari a te non piacerà, Roba. Io ti propongo il Maniago Vaillant, perché vince la prima partita già da retrocesso e credo sia il giusto premio per una società che è partita ad handicap per quel che è successo, senza tornare a quello che è successo, però già retrocessi, hanno sempre giocato con l'orgoglio e nel ricordo di questi due ragazzi, e per me questa prima vittoria se la meritavano, perché veramente mi sarebbe dispiaciuto chiudessero un campionato senza mai vincere, e quindi la prima vittoria loro la voglio premiare con questa chiamata. Li premiamo? Ero convinto per il Lumignaco, convintissimo, ma mi ha segato le gambe con questa cosa che ha detto Simone, che ci sta tutta la vita, insomma. È un premio chiaramente simbolico, no? Come l'ho premesso. Ma secondo me ci sta, per me. Almeno non chiude senza... Era brutto se chiudevano senza una vittoria, per quello che è stato, non per quello che... Vero. Ha fatto un gol alla Godeas, Bravo Simone. Bravo. Ok, allora quello di Vesna. Complimenti all'Ancona Lumignacco, assoluti, aspettiamo e diamo merito a questa prima vittoria che diventa una storia, quella del Maniago Vaillant, che ritroviamo, tra l'altro, anticipo anche nelle stelle del DEA. E andiamo con le tue stelle, con una premessa. Abbiamo detto, oggi le stelle togliamo UFM LME, che è stato l'argomento centrale per parlare di altre storie. E allora le scelte di mister Stefano De Agostini. Beh, insomma, sono partito con le 3 stelle a Maniago Vaillant proprio per quello che ha detto. Te le ha bruciate. Sì, proprio per quello che ha detto, ha già commentato Simone. Poi ho dato 4 stelle al gol della San Giorgina, bellissima azione, sviluppata benissimo e grande gol. Aspetta. 14 passaggi, non 16. Vediamo un attimo il gol della San Giorgina e poi riprendiamo in mano le stelle del DEA, così, visto che l'hai nominato, lo mostriamo. Perché, Dea, tu avevi fatto un gol, tra l'altro era in una partita contro Sistiana, allora di Denis Gomez, contro con... Non sono arrivati a 20 passaggi. Avevano toccato la palla a tutti. Avevano toccato la palla a tutti, insomma. Però, ecco, la Gemonese, che è una squadra che lotta per vincere, e andare al Simonetti e proporsi con questo tipo di situazione chiusa con il gol di Zivek, mi pare una bella cosa da sottolineare, no? Quando vediamo belle giocate come quella della squadra di Kalin, no? E tu le premi con le stelle. Questa è una bella azione di calcio. Bellissima, no? Bravi, hanno avuto pazienza, bravi. Kalin, che tra l'altro a Gemona è passato. Da ex, e propone questa bellissima azione. Da giocatore ed allenatore. Sì, era grande ex Kalin contro la Gemonese. 1-1, dopo il gol di Camagate, arriva questa bellissima azione, finisce 1-1 con il gol di Zivek, e quindi, l'abbiamo detto, pesa anche nell'economia del campionato, perché la Gemonese con la vittoria rientrava e come in corsa anche per questioni importanti, insomma, vista la sconfitta del Lumignaco. Ecco qua, lasciamo andare, l'abbiamo visto anche 2 volte, 14 passaggi e gol finale. Riprendiamo in mano le stelle del DEA, quindi 3 stelle Maniago Vaillant, 4 stelle San Giorgina con questa bellissima azione. 5 stelle al Colloredo, che è campione, e quindi insomma ha già vinto, è una delle poche a aver già vinto, quindi gli facciamo i grandi complimenti. Nella terza categoria, dove tutto è equilibrato, loro hanno già vinto. Hanno già promosso. È l'unica, no? Sì, è l'unica che ha già festeggiato in terza. 5 stelle e 5 gol fatti. 5 stelle superior, non potevo dargli anche... Al 3 stelle, tra l'altro, quindi... Al 3 stelle ha fatto 5 gol. E quindi 5 stelle superior non potevo che dargli al gol del portiere, ad Alessio, che tra altre cose fa un gol importantissimo a tempo scaduto. È un evento raro, gran gol poi di piede, no? Che di solito i portieri fanno gol di testa, no? Su quelle palle. Gran gol, tra l'altro gran gol, tra altre cose, e quindi complimenti a lui. Qua mi dovete dire una cosa.
Io adesso vi mostrerò gol e parate, no? Rivediamo il gol di Alessio. Voi dovete dirmi se questo può vincere il miglior gol o no. Cioè, ci ragioniamo. Io tra i 3 l'avrei messo stasera. L'avresti messo? Io sì. Intanto è lì. Tanto guarda che Castagna mette sotto l'incrocio. Gol da centravanti, questo qua. Cioè. Poi qua c'è... fa da un portiere un gol così, è un gran gol, dai. Bravo. Non sei tanto convinto? No, beh, è un gran gol, per l'amor di Dio. Poi, insomma, premiare un portiere per un gol è un po'... Può stare, magari nella giornata, io come nella classifica del campionato la vedo un po' più complicata, però è stato bravo. Poi per un portiere soprattutto non è solo il gesto tecnico, è che non sei neanche abituato a stare in quelle zone, quindi a maggior ragione è stato facciamo bravo. Così, adesso io vi propongo i 3 migliori gol, ma chi vuole, se vuole dirmi Alessio, può farlo, va bene? Facciamo così? Allora, vediamo cosa succede. Intanto i 3 classici, non quello clamoroso del portiere. Miglior gol, Pneus Rioli, Sacchetto. Attenzione a questo gol. Ragazzi, questo è il 3-2 al 90° dell'Union Pasiano sull'Unione SMT. E l'Union Pasiano torna da solo in testa in prima girone A. Montagnier ci crede, si allunga e crea questa traiettoria. Gol pesantissimo e bello. Migotto dal limite la piazza così. Però. Voleva crossare. No, perché voleva crossare? Dici? A me sembra che voglia piazzarla. Migotto e poi insomma, ovviamente Lucheo, no? La giornata di Lucheo, miglior giocatore, ma si merita anche la nomination per un gol bello e il più decisivo dell'anno. Cominciamo da Bomber Godes, che abbiamo capito non prenderà in considerazione Alessio, protagonista però delle 5 stelle superior del Dea. Chi voti? Allora, secondo me Lucheo andrebbe premiato per il discorso dell'importanza e tutto, però questo primo gol è... Montagnier. Montagnier secondo me è quello tecnicamente più complicato, almeno per quello che, insomma, che era il mio attacco porta, quindi è bravo, è stato fatto un colpo non da quella categoria probabilmente. Tomei. Il più bello è quello di Lucheo, ma il più difficile per come è sviluppato, per come ha visto la porta, ha visto il portiere, condivido quello che ha detto Dennis, quello di Montagnier. E si prende 2 voti Montagnier dell'Union Pasiano, 3 voti, vinto. No, ma guarda, a parte Alessio mi è piaciuto la storia, però dopo che ho visto quello di Montagnier avrei premiato anch'io Montagnier. Che comunque vale tantissimo. Si rimette davanti l'Union Pasiano e mancano 3 giocatore giornate. Molto forte che ha fatto troppo meno di quello che poteva fare. Montagnier. Sì, assolutamente sì. Ricordamelo dove. Lui ha giocato per tanti anni lì, ha fatto categorie e tutto. Deve aver fatto anche l'eccellenza. Ma lui non era già quando erano in eccellenza? Allora ok, sì. Giocatore clamoroso nei colpi di testa, uno stacco incredibile, c'ha 2 gambe. Si è sempre accontentato, diciamo, dai. Vediamo le migliori parate, Stacchetto. Poi attenzione che abbiamo un finale di puntata con non solo la sintesi dell'UFM ampia, ma anche, vi farò vedere uno speciale dedicato al Casarsa già promosso. Ma prima le migliori parate, vediamo. San Giovanni, portiere San Giovanni, deviazione ravvicinata e Aiello la toglie dalla porta. Il Teor matematicamente primo, ci mette anche la classe di Vidizzoni, perché abbiamo parlato di tanti elementi, ricordiamoci che c'era questo portiere che para di classe. E infine Manente, su questa conclusione dalla distanza, va indietro e mette in angolo.
Chi scegliamo, Fornasiere? Allora, Manente lo escludo perché l'ho preso al fantacalcio e mi ha preso 3 gol. Ce l'ho anche con te, Sì. E quindi, no, scherzo. Ma tanto hai già vinto. È una bella parata. Però quella di Aiello, anche perché è ripresa, chi è che l'ha ripresa da lì dietro? Un videomaker in San Giovanni. San Giovanni mi ha mandato le dietro. immagini, ringraziamo. Quella di Aiello mi piace molto, sarà perché è presa da un'angolazione, però rende molto l'idea. Dea? Anch'io. Aiello? Anche a me piace moltissimo. Aiello 2, Godas? Ci sta, secondo me è complicata, poi sono tutte buone parate per l'amor di Dio, però ci può stare. Ci può stare? No, Vidizzoni vi fa sembrare che sia semplice, bellina quella di Vidizzoni. Sì, forse perché va con 2 mani. Anche questa non è semplicissima. La più difficile è questa qua. Anche secondo me, però anche quella di non ho Aiello, detto Manente sì, solo perché era tempo scaduto sul 3-2 per la San Vitesse, quindi per quello, ma l'altra è bella per bisogna premiarla soprattutto per quello, perché se vince 4-2 sono già dolori. Quindi mister Tomei dice la più difficile è quella che sta per arrivare. Visto che Aiello ha già vinto come miglior parata, io volevo premiare quella di Manente. Questa qua di Manente su Rossi, che così con questi colpi ce li ha, il giocatore della San Vitesse. Quindi vince Aiello la miglior parata e noi siamo alla conclusione in studio, ma questo fine settimana è stato, e ve lo abbiamo raccontato nella maniera più completa possibile, vi abbiamo raccontato la promozione del Colloredo, eravamo gli unici sul campo in terza, eravamo gli unici sul campo al momento della festa del Casarsa, insomma. Il calcio dilettante noi ve lo raccontiamo sempre con la presenza e con i dettagli. Questa sera è stata una puntata molto importante, visto che c'era lo scontro diretto da analizzare, ma adesso torniamo anche su chi festeggia, perché adesso arrivano le promozioni. Quindi chiudo con questo servizio ampio dedicato alla SAS Casarsa e buona festa del vino con questa promozione in tasca e poi la sintesi ampia di UFM LME. Solo un secondo, ma siccome è la squadra dove io ho giocato comunque a fine carriera e ho anche allenato, volevo fare pubblicamente i miei complimenti, ecco. Complimenti, SAS Casarsa. Scusa, io prima ho sbagliato, ho detto Colloredo l'unica promossa, ma Teore Casarsa non me ne vogliono. No, ma in terza. No, io proprio dicevo, io no, ammetto, faccio ammenda, dicevo tutti i campionati, mi ero dimenticato di la promozione loro due. Ha deciso già le 2 piazze, attenderemo i play-off e tutti attendono la matematica in eccellenza e appunto in terza c'è una già promossa, ma adesso da qui alla fine noi seguiremo tutte queste cose. Io ringrazio Simone Fornasiere, ciao, grazie, Stefano De Agostini, ciao, buonasera, Ermanno Tomei, ciao, grazie, Denis Godias, ciao, grazie, e vi lascio i nostri servizi SAS Casarsa e poi sintesi ampia di UFM LME, che è stata la grande protagonista di questa puntata. Ciao. Qua vuol dire che sono tutti giocatori che non vedono l'ora di chiudere il campionato nel migliore dei modi. Il Casarsa aveva voglia di matematica, chiudere i conti e festeggiare l'eccellenza ad Aviano. Dopo un solo anno di promozione deve attendere il risultato di Oltre Fiumicello per iniziare la festa. Finita! Esulta la squadra, insieme a loro anche il sindaco ed ex presidente Claudio Colussi, insieme ad Hermes Spagnol, storico dirigente giallo-verde. Siamo retrocessi, ma siamo subito ritornati tra le grandi e questo merito a un gruppo di ragazzi, al mister, alla dirigenza, una grande soddisfazione per la mia comunità. Vale tantissimo perché comunque la nostra città, il nostro paese merita l'eccellenza, quindi siamo tornati e adesso cercheremo di rimanerci. Esulta il presidente Andrea Bright, il suo Casarsa è stato capace di ricostruire. I grandi ragazzi sono entrati nel cuore della SAS Casarsa, è stato anche per il paese un'enorme soddisfazione questa, dopo un anno che siamo stati qua, abbiamo cambiato tutta la squadra, vuol dire che siamo sul pezzo, siamo organizzati e questa è una bella cosa e soprattutto tutti i ragazzi amano la SAS Casarsa e quello è molto importante. È una festa per chi ha passione di calcio, grande passione, non il resto. Vale tantissimo per tutti i ragazzi, è stato un gruppo nuovo fin dall'inizio, però
ci siamo trovati subito bene e partita per partita abbiamo preso sempre più coraggio e siamo arrivati fin qua. Bello! Sì! Dopo l'anno scorso, che è stato un anno molto duro, quest'anno la società ha fatto una cosa di molto importante a partire dalla dirigenza, dalla scelta di giocatori giusti, da un gruppo fortissimo, di persone molto brave, di un gruppo veramente unico. Io penso che dobbiamo ringraziare tutti questi ragazzi qua perché veramente ci abbiamo messo il cuore in tutto, veramente, anche nelle difficoltà, anche se mancava gente, perché dobbiamo sottolineare che ci mancava anche gente, però veramente ci abbiamo messo il cuore e ce la meritiamo tutta. Una chiamata che fa la differenza è quella di Davide Pegolo, figlio d'arte, che ha imparato molto bene il ruolo di dirigente, lo interpreta con passione, competenza e umiltà. Non è un caso abbia lasciato il segno da Viano in 4 anni e abbia conquistato Casarsa in uno solo. Ci abbiamo creduto da subito, perché è inutile dirlo, abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Merito dei ragazzi, merito della società, merito di tutto, bellissimo. Adesso festeggiamo, che è giusto così. Insieme a Davide, mister Mario Campaner alla sua terza promozione dopo Sant'Andrea, Chiarbola Ponziana e ora Casarsa, ormai un mister che è una certezza. Una situazione veramente strana, ma va bene, la prendiamo, non è che cambia una virgola, è dal 27 luglio che stiamo lavorando con questa squadra, quindi la soddisfazione è comunque enorme, non è spostata una virgola. Siamo stati veramente bravi tutti, la società in primis, il direttore è stato il primo a crederci, è venuto a contattarmi in ospedale mentre facevo il turno di notte, mentre facevo il turno di notte per convincermi a venire. Stava bene comunque. Sì, stava bene. Sapevo che era quello giusto, sapevo che era quello giusto, abbiamo fatto un lavorone enorme. Campaner e Pegolo, reduci dal terzo posto la scorsa stagione con l'Aviano, possono così aprire un ciclo a Casarsa. Mettere la firma sulla promozione proprio al Cecchella è un segno del destino. Vince l'Aviano, ma vincono anche loro. Insomma, una giornata perfetta. È giusto anche festeggiare, ed è giusto festeggiare qua l'Aviano, perché così a noi questo posto piace tantissimo e quindi spero proprio che si salvino e sono veramente felice di quello che abbiamo fatto. Tantissimi complimenti per quello che avete fatto, sia l'anno scorso ma soprattutto quest'anno. Tanta roba, complimenti ragazzi. Grazie, forza Aviano. E adesso a Casarsa arriva la sagra del vino per brindare all'eccellenza. Stiamo preparando già alla sagra il nostro chiosco a Di Birro, realizzarlo in modo che sia 10 giorni di festa totale. Il classico sigla. Ci vuole un po' di Cuba ogni tanto. All'andata, prima di scendere in campo a Mortegliano, i punti che li dividevano erano 8. Oggi c'è solo un punto che divide le due formazioni, con 3 partite rimanenti dopo il triplice fischio. Questi punti diventeranno pesanti come macigni. Quest'oggi forse non si decide il campionato, ma UFM e LME, oltre che giocarsi la testa della classifica, hanno un'opportunità importantissima per dare una spallata di carica morale per lo sprint finale. Si va in scena a Monfalcone con lo scontro più atteso del girone di ritorno, Zanutti contro Barbieri sulle panchine. Questo e molto altro sarà per oltre 90 minuti. UFM contro LME, un cordiale saluto, un augurio di benvenuto, pronti per un big match come questo da Francesco Vitturi. Avvio con il primo possesso per l'UFM, subito all'indietro una ricerca avanzata sul lato destro di Giusta con il colpo di testa riproposto ancora di prima di Giusto a ricercare un movimento centrale sulla risalita che gli aveva dato Moratti come contributo da quel lato. Recupero per l'LME istantaneo, prova ad impostare adesso sul lato destro Boniglia, lascia lì, si torna indietro Tuniz, raggiunto da un po' di pressione, gira per Foschiani, lato mancino, prova a dare una sgasata a Foschiani, chiuso da Di Giusta con intervento duro, chiesta subito la rimessa laterale per l'UFM. Sembrava in effetti l'ultimo tocco essere dal completo nero del giocatore dell'LME, così non è per il direttore di gara
e del primo assistente. Rimessa laterale recuperata, strappata via il Drigo, subito si accende con qualità che lo contraddistingue. Il Diez scappa via in diagonale, cerca un pallone complicato. Boniglia con un movimento da scorpione riesce ad incastrare il pallone e lasciarlo lì. Risale adesso con Bolgan, movimento ignorato quello di Campana, ricerca poi per Eric Lirussi, chiuso molto bene, prova a ripartire forse con troppa fretta, in effetti il pallone viene cestinato, recuperato subito dall'LME, poi Foschiani a rimandarlo in avanti, non viene tenuto in campo da Moratti. Boniglia, Tosolini a rigirare una ricerca di una profondità un po' complicata per la presenza di Moratti, che però non lavora bene questo pallone di testa. Bolgan lo rigira verso Lirussi, che ha un po' di spazio, può puntare, lo chiude Moratti. Lirussi chiuso molto bene dal numero 2, però deve concedere il primo corner del match a favore dell'LME. A parte la fuga di Campana, si va verso il primo palo, chiuso Bolgan, poi prova ancora a lavorare questo possesso, c'è vicino De Anna, ignorato, Bolgan va fuori, mancino riproposto per il secondo. Tosolini non aveva avuto una brutta idea, ma nessuno ci ha creduto, concede a Pratolino la fuga avanzata di Lucheo, l'anticipo di testa diventa disponibile per Diust, quindi Falletti sterza e sposta molto bene, poi cerca Rasoterra al limite dell'area, il destro a giro, si conclude fuori senza deviazioni, anzi c'è il tocco, si scalda il pubblico di casa a un primo tentativo che non trova la porta, ma interessante da parte del capitano Battaglini. Femme, una battuta corta, rapida al Drigo, rigira con il destro, c'è una deviazione, non passa quel pallone, altra proposta con un ulteriore tocco difensivo e quindi si torna subito dalle parti della bandierina, sempre con il numero 10 di casa. Aldrigo non è d'accordo, preferisce andare in area di rigore, nessun tocco, solo un contrasto e poi ripartenza disponibile. Tosolini lungo la fascia sinistra, la scivolata da parte di Lucheo rientrante per dare una mano. Lirussi, trattenuta di maglia di Falletti, prende un po' di terreno, ricerca verso Lucheo, altro colpo di testa difensivo, questa volta Tunis a svettare, poi Bertoli, quindi Falletti, il suo mancino, prova una conclusione debole, gestibile per Esseni. Stop e scambio dal lato Zanolla Foschiani, quindi Boniglia che ha preso terreno centrale, si prolunga il pallone, è anche molto rapido ad inseguirlo, allargato poi De Anna, libero Capellari, può pensare al mancino, c'è forse una deviazione, anzi no, va direttamente in auto, non impensierisce Sorcian. Giust, Moratti di prima, gira il Drigo, impenna troppo la traiettoria, prevedibile per la difesa che poi allontana Foschiani su Capellari, quindi Giust la tiene in campo, sposta per vie più centrali, gira di rapidità Battaglini, quindi Aldrigo, grande invenzione, poi Bertoli appoggia per Diust che non arriva in tempo invece la chiusura di Tosolini. Lirussi dall'altra parte, si guadagna un fallo. Da una trentina di secondi ha anestetizzato il match nel suo possesso più rallentato. Tosolini a girare con rapidità, poi la chiusura, il controllo di Lucheo che ragiona, attende l'arrivo da parte di Falletti, punta Falletti, sente sopraggiungere di Dius, scambio 1-2, il pallone in profondità, ma troppo in profondità da parte del numero 7. Ecco il movimento, il pallone in mezzo, Sorcia rimane lì, salva tutto quanto dalla porta allontanato. Poi non è finita però, Campana propone all'indietro, chiude fuori Zanolla, che salvataggio però, riesce a tenere il risultato solo 0-0, gli chiude la porta a Campora. Da indicazioni Foschiani, riceve vicino Capellari, ripropone all'indietro Zanolla che riesce ad evitare la pressione di Aldrigo, poi Campana può puntare, lato sinistro, corto dell'area di rigore, ne fuoriesce verso Foschiani, cerca il destro delicato per la testa di Bolgan, Sorcian dando anche un colpo al palo alla sua destra, chiude molto bene le mani e non si fa preoccupare. Ultimi 5, poi sarà eventuale recupero, il destro ad uscire. Soliti numeri in area di rigore, Bolgan trova la deviazione ma la imprime sull'esterno della rete della porta di Sorcian. Chiama il movimento, non viene rispettato allora Zanolla. Campana a girare per Tosolini, sotto pressione manda di prima in avanti, colpo di testa ad allontanare di Cesellon, quindi lato mancino con De Anna
prova a scappare via, ha visto la traiettoria di Foschiani che non riesce a tenerla in campo. Era una gran bella intenzione, infatti lo rispecchiano gli applausi di Barbieri. Di testa Diust a riproporre in avanti ancora Zanolla, poi Aldrigo dal colpo di testa di Battaglini, quindi Tosolini, ancora Aldrigo a mettere giù con l'esterno, allarga per Acampora, pallone complicato, lo lavora molto bene Acampora che poi sposta perché ha visto che c'è spazio sul lato destro dove la chiamata di Diust, movimento di Falletti, stanza classico, sceglie però vie centrali di Diust, la mette in mezzo, deviazione di chiusura di Tosolini, poi Capellari a lottare con Diust, altra proposta, Aldrigo rigira di prima per Falletti, sguardo in mezzo, Falletti, colpo di testa da parte di Lucheo, si spegne fuori forse un metro e mezzo al lato della porta di Peressini, è arrivata però una risposta pericolosa dell'UFM, appoggio arretrato con Zanolla, recupero palla, Bertoli che gira verso Lucheo, attende l'arrivo di Acampora, poi non ha troppe opzioni offensive, allora anche lui deve aspettare Boniglia per poi provare a scappare sulla fascia sinistra in rapidità, vuole un pallone in mezzo, non trova molta strada nell'area di rigore dell'LME, si chiude in out Sorcian verso Cessellon, non ha uno sfogo laterale Mancino, allora cerca di andare più centrale, però Boniglia legge bene la traiettoria, Bolkan chiuso nel raddoppio, poi Aldrigo fa scorrere, vuole resistere, ci riesce e trova Diust, potenziale ultima azione del primo tempo, Falletti che aveva fatto un contromovimento diverso, Diust rigira per Bertoli, opportunità con Bertoli che scappa da solo sul lato destro, Bertoli entra in area di rigore, messo giù, calcio di rigore per l'UFM sulla trattenuta di Capellari, si va dagli 11 metri nel finale di recupero del primo tempo, eccolo l'episodio che può andare a delineare un match come questo. E ora gli occhi puntati su chi andrà a battere questo calcio di rigore. Parte lui nello sguardo verso Peressini, Aldrigo, Peressini chiude la porta, riproposta in mezzo, poi finisce sul palo e palloni in out, salva tutto Peressini sul finale di primo tempo. Non è nuovo a miracoli, ne aggiunge uno e basta così per i primi 46 minuti di questa sfida che si sono prolungati con il calcio di rigore di Martin Aldrigo che si è fatto ipnotizzare da parte di Daniele Peressini. Rimane 0-0 la sfida dopo metà gara. Fa segno ai suoi di risalire, poi sceglie Cessellon, gli si offre Acampora sul lato sinistro, sale Boniglia a dare fastidio. Acampora ragiona, retropassaggio, horror, la recupera Bolkan sul palo, Bolkan, poi De Anna, la rincorsa di Cessellon, De Anna mette verso il secondo palo, Sorcian allontana Bolkan, ancora Lili Russi, di nuovo Sorcian, quindi chiude l'azione l'UFM che si salva in qualche modo, ma che erroraccio di Acampora. Ripresa con la punizione adesso per l'LME che è rientrato con molta più foga rispetto all'UFM e l'ha dimostrato anche con questa azione. Prima Bolkan che per certi versi si è divorato l'1-0 schiantandolo sul primo palo di Sorcian, che poi però è stato bravissimo a ritrovare la posizione sul pallone messo in mezzo da De Anna, allontanato, di nuovo Bolkan a riproporre per Li Russi che nella confusione dello stretto non è riuscito a trovare il colpo per superare Sorcian nell'area piccola. Ripresa con le mani per ripartire Diust, Lucheo ad appoggiare Falletti alla ricerca di Bertoli, pallone non allontanato, Lucheo! Ciro Lucheo mette dentro l'1-0 dopo 10 minuti nel secondo tempo, trova il pallone per sbloccarla, riesce a segnare il 12° gol in questa eccellenza e potrebbe essere uno dei più decisivi da un'azione che sembrava chiusa nel nulla. Falletti per Bertoli, allontanata male dalla difesa dell'LME, Lucheo trasforma nel vantaggio di casa e da una situazione complicatissima perché questi primi 10 minuti erano stati soprattutto LME, si inventa il colpo da numero 9, il colpo da bomber Ciro Lucheo.
Arriva recupero solo per un istante da parte di Contento, Boniglia scappa via resistendo di fisico, poi appoggia per De Anna che lascia lì troppo corto la scivolata di Campana. Falletti 2 volte riesce a mandare per Aldrigo alla ricerca di Lucheo, partito con i tempi giusti anche per Essini però, che era rimasto fuori dall'area di rigore, ha letto benissimo, allarga lato sinistro, scarico per Campana, chiuso senza fallo, troppo leggero l'intervento per valutarlo in maniera differente, voleva una fuga avanzata Lucheo, l'idea invece è stata diversa. Adesso l'1-2, la ricerca per Lucheo, su di lui Tosolini prova a superarlo, non riesce per l'enorme chiusura del 6 che evita anche il corner e fa un gran bel lavoro, lo vuole a Campora, pallone che scorre oltre Tosolini, Lucheo prende posizione, finisce giù, non c'è nulla, si prosegue, Capellari, poi Bolgan controlla dal servizio di De Anna, Lirussi inseguito, vuole il fondo su Pratolino, di testa Moratti, secondo palo a vuoto, poi chiusura su Foschiani da parte di Falletti, l'idea verso il secondo palo, allontana per Essini contro il destro, forte verso il centro dell'area, allontanato la difesa, poi Aldrigo prova a scappare via, occhio, cartellino giallo per Zanolla. Pronto il terzo corner del secondo tempo per l'UFM, Aldrigo ad uscire alla ricerca di Diust, controlla, Pratolino mette fuori, occasionissima del capitano, spedisce in out il possibile 2-0 verso Zanolla, quindi Foschiani punta su Falletti, appoggia per Capellari, proposta verso De Anna, lato mancino, cerca di riaccentrarsi con Capellari, altra avanzata sempre in quella zona, anticipo di Pratolino, poi colpo di testa di Zanolla, di fisico lo scontro con Gabrielli, Lirussi lavora per Bolgan, ragiona sul lato mancino, vediamo se Ruffo riesce a mettere in mezzo un pallone pericoloso, guarda verso la porta Ruffo, di testa Pratolino a schiacciare a terra, poi non arriva nessun aggancio, altra opportunità Ruffo, questa volta al limite dell'area di rigore, ripropone con più delicatezza per Boniglia, che arriva a schiacciare ma a mettere in out la prima fase di possesso dell'LME. Tuniz da allargare lato mancino, pallone in profondità, c'è la corsa di Ruffo, chiude Diust, Ruffo va in mezzo verso il colpo di testa di Lirussi, Sorcian blocca sulla linea di porta, riesce a chiudere la serranda, Boniglia si allunga troppo il possesso, recupero da parte di Aldrigo che poi si spinge in avanti, Aldrigo punta, arriva il raddoppio di Boniglia, Aldrigo si gira, prova a trovare una soluzione, non esce però, quindi la Scala, altro recupero, strappo che vale a metà, Ruffo nello scontro con Falletti alla meglio dal punto di vista arbitrale, punizione già battuta per riprendere il gioco. Ancora 2:30, fuga lato mancino, Bolgan in mezzo non ci arriva, secondo palo a vuoto, poi Aldrigo, il pallone rimane lì, Pozzani che non riusciva a farlo uscire, adesso completa la chiusura, che rischio ulteriore da parte dell'UFM, LME che rimane a pressare in avanti con Boniglia, la ricerca verso l'altro secondo palo, quello alla sinistra dal punto di vista dell'attacco dell'LME. Non è finita qui, di nuovo una riproposta, in mezzo l'uscita da parte di Sorcian, scontro con Capellari che commette fallo in attacco, avanza in modalità rugbistica l'LME, la Scala all'indietro per Zanolla, prende terreno, lato mancino c'è più campo per Foschiani, il movimento di Ruffo ad accentrarsi, Foschiani verso l'area di rigore alla ricerca di Bolgan, la fa scorrere Pozzani, poi prova a proteggerne l'uscita, riesce ad ottenere il rinvio dal fondo, si prende un sospiro di sollievo all'UFM che si sta avvicinando sempre di più al proprio desiderio, un tentativo di fuga finale per questa stagione. Come detto, andare a +4 non sarebbe la chiusura definitiva del campionato, ma forse uno degli ultimi mattoni per la vittoria dell'eccellenza dell'UFM. Pallone allungato sul lato mancino, posizione di fuorigioco sul passaggio da parte di Aldrigo.
ancora più speranza di ribaltare la situazione in classifica. Più 4 che non racconta nulla sul finale complessivo della stagione, ma ci sono abbracci, la carica da parte di tutta la squadra e staff, perché sa molto di un match point e da qui alle prossime settimane potrebbero cucirsi sul petto l'eccellenza.